Nell'ambito del progetto Friuli Future Forum la cucina e i cibi e l'agroalimentare quindi hanno un ruolo molto importante, tant'è vero che la Camera di Commercio, che ha messo a punto questo progetto, ha dedicato al 2011 uno studio e un lavoro per immaginare il cibo nel 2020. Certamente per immaginare il cibo e costruire il futuro bisogna partire. Ecco, grazie alla Camera di Commercio di Udine questo progetto è partito. Oggi a Casa Moderna stiamo lavorando su quelle che sono, abbiamo appena terminato un corso, quello che sono le tecniche di cottura futura. Abbiamo con noi Max del Vitello d'Oro, il quale oltre che ad avere una cucina tecnologicamente avanzata, oggi ha spiegato una delle ultime tecnologie entrate in cucina, che voi definite il runner, ma è che cosa di fatto? Una cottura di un alimento sottovuoto, ovvero il cibo viene messo, il pezzo di carne o di pesce viene messo sottovuoto e poi cotto per immersione in un liquido che potrebbe essere l'acqua. Oggi c'era l'acqua, no? C'era l'acqua sicuramente, a una temperatura costante per X tempo. E questa si può applicare in una famiglia dove non c'è sta macchina che costicchia anche, mi pare, no? Sì, è una macchina costosa. È costosa in che termini? Migliaia di euro? Migliaia di euro che in una famiglia Sì, può pesare. può pesare, ma in casa come potrebbero fare? Dopo parliamo dei vantaggi di questo. Ora, semplicemente facendo bollire dell'acqua e spegnendo il fuoco, quindi con un termometro a controllare la temperatura, oppure anche in un forno a una temperatura costante con una bella bacinella di acqua calda sul fondo, riusciamo a fare questo tipo di cottura. Non è la stessa cosa, però con un po' di meticolosità, un po' di pignoleria per i più pignoli, riusciamo ad ottenere quasi gli stessi risultati. Quali sono i risultati, appunto, i vantaggi di questo tipo di cottura? Sicuramente un alimento migliore, una consistenza migliore, con tutti gli umori interni, con tutte le proteine, con tutti i liquidi che il pezzo di carne o il pezzo di pesce o la verdura può contenere, quindi rimangono intatte le proteine, tutte le proprietà. E soprattutto una cosa importante, abbiamo una consistenza diversa del prodotto, quindi molto più tenera, più digeribile e un colore, un colpo d'occhio migliore rispetto a una cottura tradizionale classica che potrebbe essere una frittura o una rosolatura o un passaggio in forno dell'alimento. Questa cottura poi è una cottura estremamente semplice perché al cibo aggiunge molto poco, cioè premia molto la qualità intrinseca del cibo che tu cucini. Sicuramente, sicuramente. Non dimentichiamo che utilizzare questo tipo di cottura non vuol dire utilizzare delle materie prime scadenti, ma bensì dobbiamo sempre utilizzare delle materie prime eccellenti per poterle esaltare ancora di più di quello che lo sono. C'è un altro tema che personalmente confesso, 30 anni fa quando quando andai ad abitare nella casa, immaginai subito la cucina al centro della famiglia, della casa, perché è nato in osteria, cioè noi abbiamo vissuto attorno alla cucina perché era il focolare, no? Tradizione. Poi a un certo punto l'architettura moderna aveva messo la cucina poi dietro l'angolo, un po' nascosta, quasi fossimo. Ecco, adesso abbiamo degli esempi qui, proprio siamo a Casa Moderna e stiamo vedendo già da un po' di anni che la cucina ha ripreso il suo ruolo di centralità. Attorno alla cucina si fa da mangiare, ma si vive, si fa compagnia, si fa relazione. Ecco, tu che hai due cucine ovviamente, perché a casa tua hai una cucina, la cucina di casa, com'è rispetto? Centrale, quindi tutti quanti la vivono. Vivo in una casa dove la zona giorno è un ambiente unico, uno spazio unico aperto. Sala da pranzo, il gioco dei bambini e tu fai da mangiare. Sono i giochi, la televisione, ma principalmente al centro c'è la cucina, quindi dove si cucina. Quindi anche quando la mamma, mia moglie, fa da mangiare ai bambini, non c'è una divisione, si vive il momento si vive insieme, anche se la mamma sta facendo il pollo fritto per i bambini, non dico fritto ma qualcos'altro, sì. Sicuramente anche i bambini indirettamente vivono questa esperienza, anche se magari hanno gli occhi puntati
sui loro giochi, sulla loro televisione. La sentono. Si vive. Abbiamo l'esempio qui davanti della splendida cucina della Snaidero, che è pensata per cucinare e mangiare davanti, no? C'è il ripiano con degli sgabelli dove uno quindi intanto che aspetta che si faccia risotto piuttosto che... Può servire una fetta di salame agli amici come aperitivo. Esatto, un buon bicchiere di vino con una fetta di salame, e intanto che il padrone e la padrona di casa cucinano, o il cuoco, chi per loro, e si assiste in diretta a questa emozione. Sì. Perché poi cucinare è un'emozione. È sempre un'emozione, si vede cucinare in diretta. E questo l'ho fatto, cerco di trasmetterlo anche nel mio ristorante in cucina, dove abbiamo da poco ristrutturato la cucina e abbiamo messo appunto a vista una parte della cucina, quello che era possibile fare, in modo da poter emozionare il cliente, in modo che vedessero che non ci fosse più uno scudo tra sala e cucina, dov'è la cucina, cosa fanno, quindi siamo trasparenti, tutti ci vedono, è un modo migliore anche per vivere, per lavorare più puliti, per lavorare più ordinati, e quindi siamo in vetrina, ci siamo fatti vedere.